il miglior attacco della Serie A e di fronte una squadra che fin qui sta facendo davvero fatica. Anche questo è Petrarca Padova CMB Grassano. Buonasera da Lucio Micheli e Massimo Ronconi. Ci troviamo al Pala Est in provincia di Padova, questa cittadina splendida, bellissima, una cittadina insomma storica del Veneto. Tra l'altro da qui si possono apprezzare anche le 7 chiesette del paese limitrofo, ovvero di Monselice. Davvero uno spettacolo unico qui in Veneto, e speriamo che lo spettacolo però sia anche qui dal campo tra due formazioni che dicevamo devono assolutamente fare i punti, soprattutto il Petrarca Padova che fin qui ha vinto una sola volta. Il perché magari lo chiediamo anche a Massimo Ronconi, che è qui con me. Beh, intanto cominciamo per dire che sono due neopromossi, per cui due squadre che affrontano per la prima volta la Serie A. Petrarca Padova ha dovuto giocare due partite complicatissime contro le due squadre più forti del campionato, che sono Pesaro e Acqua e Sapone, e le ha perse. Mentre qui la vera rivelazione fino a questo momento è il CMB Signor Prestito. L'ho seguito lo scorso anno in A2, ha fatto un campionato strepitoso, si è rinforzato con dei giocatori interessantissimi come Tobbe o come Chris Fusagli. Sicuramente anche questo Lignares, che l'anno scorso era l'Arzignano e mi ricordo proprio nello spareggio contro la Lazio vinse la partita praticamente da solo, e sta facendo davvero un campionato strepitoso, un ottimo tecnico questo Fausto Scarpitti, che sta dimostrando veramente che è molto bravo. Di là, scusami, finisco, di là c'è una squadra forte che però non ha avuto la possibilità di rinforzarsi e viene praticamente dalla Serie A2, il tecnico è buono uguale. Sarà una partita difficile comunque. Sì, ma dobbiamo dire insomma che il campionato è appena cominciato, perché siamo appena alla quinta giornata. È ovvio che il calendario alla mano, un po' di fortuna, sicuramente anche valori in campo. Certamente fin qui la vera rivelazione è il CMB Grassano, questa formazione della Basilicata, della quale tutti i tecnici stanno parlando molto bene, da dei giocatori molto interessanti, giocatori che conoscono molto bene la Serie A, e quindi vedremo se diventerà la vera rivelazione alle spalle delle formazioni che attendiamo per lo scudetto, ovvero da una parte Italservice Pesaro, dall'altra Acqua e Sapone. Hai detto bene, però fino a questo momento questa squadra ha fatto davvero grandissime sorprese. Il problema per le altre squadre è che gioca bene, è molto organizzata, difende bene, attacca altrettanto bene, ha tanti cambi, tanto roster, per cui credo che sia una squadra che darà fastidio a tutti fino alla fine. Di contro, ripeto, il Padova, che è una squadra sicuramente rocciosa, è una squadra che ha fatto benissimo in A2 Girone A lo scorso anno, che ha in Cividini un giocatore secondo me di categoria ottima, per un pivot veramente forte fisicamente, però insomma sulla carta sembra la partita perlomeno favorita al CMB. Allora andiamo a vedere però qual è la situazione, andiamo a vedere in grafica la situazione della Serie A dopo la quarta giornata. Questa è la quinta dell'anticipo. Ricordo a tutti che siamo sempre al Pala Est, naturalmente di Est, appunto, provincia di Padova. Questa è la classifica a giornata che ci dice di una Italservice Pesaro appaiata all'Acqua e Sapone. Il Signor Prestito, ovvero il CMB Grassano, segue insieme con l'Avellino e il Feldi Eboli la Real Rieti, che il Real Rieti naturalmente non è una sorpresa, è una delle favorite per questo campionato. In coda vediamo il Petrarca Padova proprio insieme con il Lido di Ostia di Matranghe, e poi a quota 1 l'Aniene e l'Arzignano. E questa era la classifica. Io adesso andrei invece a vedere le formazioni del giorno, perché andiamo subito a vedere il CMB Grassano come si presenta qui al Pala Est. Questo sarà il quintetto iniziale, con in porta Weber, poi Zancanaro, i laterali sono Fusari e Vega, davanti Vizzonano. L'allenatore, l'abbiamo detto, è Fausto Scarpitti. Petrarca Padova invece, che propone come quintetto iniziale Moretti con Del Pizzo, Dudu, Costa e Jorge Alba laterali, davanti Cividini. Subito quindi formazioni aggressive. Tutti e due giocano con un pivot, questo è importante perché adesso si utilizza molto in questo 4-0. Qui sono due allenatori italiani, giocano con un pivot di riferimento, da una parte l'argentino Cividini e dall'altra Vizzonan, che potrebbe fare il cambio con Caruso, che è un altro giocatore che è molto bravo dal punto di vista offensivo, tant'è vero che si era guadagnato anche una convocazione nella nuova nazionale di Musti. Intanto abbiamo parlato anche con il direttore di gara e i suoi collaboratori, perché stanno entrando finalmente le formazioni sul terreno di gioco, quindi vi diciamo
dell'arbitro, che sarà Daniele Di Resta della sezione di Roma, coadiuvato da Vincenzo Squeglia della sezione di Civitavecchia, Federico Beggio di quella di Padova, e poi ci sarà anche Elena Lunardi della sezione di Padova, quindi giocherà in casa. E questo è l'ingresso delle due formazioni: Petrarca Padova divisa nera, io direi bianco-nera, e invece il CMB Grassano che propone una maglia gialla col pantaloncino bianco. È tutto pronto per l'avvio di questo confronto, spettatori circa 500 qui al Pala Est, vedremo tra poco quindi l'inizio di questo confronto. Tanto c'è l'inno della divisione calcio a 5. Chiaramente sarà una partita molto tattica, conosco bene i due allenatori, sarà importante tatticamente andare in vantaggio per le due squadre, perché poi potrebbero approfittare degli spazi che si creano alle spalle della squadra che subisce il gol. A proposito di allenatori, no? Andiamo proprio nello specifico. Allora, da una parte c'è Luca Giampaolo, dall'altra Fausto Scarpitti. Sono allenatori che, diciamo, rappresentano anche forse non solo il presente ma anche il futuro di questo sport. No, ma poi hanno fatto bene, hanno vinto la Serie B tutti e due, hanno vinto la Serie A2, per cui meritano in pieno questa Serie A e stanno dimostrando che possono stare in Serie A. Giampaolo, se non sbaglio, c'è già stato con Latina, ma insomma Scarpitti è un po' la novità nel senso di allenatori, ripeto, è molto preparato, molto bravo e la sua squadra gioca molto bene. Ed ecco i giocatori che solidarizzano in mezzo al campo. Tra poco potremo vedere l'inizio di questo confronto. Allora, diciamo che la classifica parla fin qui di un Petrarca Padova un po' in difficoltà. Intanto vediamo il massimo fair play sul terreno di gioco con i due allenatori che si scambiano un saluto e anche un abbraccio. Dicevamo però di questa partita nella quale il Petrarca Padova è chiamato a fare i punti, e dall'altra parte invece ci potrebbe essere la conferma della vera rivelazione del campionato, l'abbiamo detto nel corso dei minuti iniziali. Vedremo se sarà così. Del resto però il roster che propone il CMB Grassano è molto importante. Ma soprattutto in queste prime 4 giornate ha fatto vedere tante belle cose. Qui il problema è che manca un giocatore fondamentale, anche se poi è in lista, che è De. È un giocatore che può cambiare il volto della partita, ma oggi purtroppo per il Petrarca Padova non può giocare perché ha un infortunio muscolare al flessore della coscia destra. Siamo già in ritardo di qualche minuto, tra poco però vedremo l'inizio di questo confronto. Intanto le due squadre si stanno radunando intorno ai rispettivi allenatori. C'è la foto di gruppo del Petrarca Padova che vediamo inquadrato grazie alla nostra regista Edi Saia, e dall'altra parte ci si riunisce insieme a Fausto Scarpitti. Le ultime indicazioni da parte dell'allenatore del CMB Grassano, che deve quindi chiamato a confermare una striscia iniziale davvero importante, una striscia che ci parla di una vittoria 8-2 a Pescara nella prima giornata, addirittura 9-1 con il Genova alla seconda, poi l'unico capitombolo, quello col Caos Mantova, 3-2, e il 7-1 all'Arzignano in casa. Quindi 26 reti realizzate, miglior attacco di Serie A, 7 sole subite. Dall'altra parte Petrarca Padova che invece, dicevamo, di partita ne ha vinta una sola, il derby con il Cane Dosson, 5-2, una vittoria, 4 sconfitte per Petrarca Padova con 3 sconfitte, con 9 reti realizzate e 22 al passivo. È tutto pronto, dovrebbe essere tutto pronto. Le ultime indicazioni del direttore di gara con i suoi assistenti sono davvero pronti. Si cambia il pallone, fra poco abbiamo deciso quale sarà quindi il pallone con il quale avrà inizio questo confronto, e allora andiamo a seguire, godiamoci questa partita. Subito circolazione da parte del Petrarca Padova che va sulla destra, si prova a usare tutto il terreno di gioco, ma subito gioco fermo. Problema al cronometro. E ce l'avevano detto di questa sirena che parte a volte, e insomma sono stati facili i profeti. Non abbiamo potuto apprezzare non più di 5 o 10 secondi di questo avvio di partita. Adesso è già tutto fermo, come vedete, però gli allenatori sono molto attivi, approfittano di questa sorta di time out per dare le ultime indicazioni. In particolare abbiamo visto inquadrato dalla nostra Edi Saia in regia Luca Giampaolo, e questo invece è Daniele Di Resta della sezione di Roma. C'è un problema proprio al cronometro, non credo sia solo la sirena.
Si è bloccato il cronometro. Beh, va bene, diciamo che comincia nel migliore dei modi questa partita. In ritardo e si blocca il cronometro, perfetto. Va bene, noi siamo fiduciosi che riusciremo a recuperare in corso d'opera. Tanto vedete però che purtroppo non viene risolto il problema. Vediamo Di Resta che fa però finalmente riprendere il gioco. Subito Petrarca Padova, attivo in alto sulla destra. Iniziativa sull'out, non si arriva al centro, quindi sventa la minaccia la CMB Grassano. Riparte però ancora il Petrarca, lo fa da destra. Andiamo a seguire questa nuova iniziativa. Come vedete subito partita, ce l'aveva detto anche Ronconi nella prefazione, che avremmo assistito a una partita piuttosto tattica, ed è stato facile profeta anche lui. Tutte e due le squadre molto alte a uomo, in pressione, non vogliono far giocare gli avversari. A questo punto ti dico che i pivot saranno fondamentali. Attenzione. E seguiamo la prima battuta verso la porta avversaria, perché è stato un buon tiro quello di Vizonanna, però subito a terra vediamo Moretti. Sia stato colpito, l'arbitro non ha Adesso fischiato vedremo fallo. il replay, andiamo a vedere l'esecuzione, quindi questo destro veloce, e qui c'è un contatto Galeotto fortuito tra il portiere della Petrarca Padova e Fusari. Portiere che rimane a terra, si tocca, vedete il viso, nulla di grave per lui, adesso si sta rialzando. Un controllo, gli applausi del Palaestre e si potrà proseguire. Poteva essere un fallo cumulabile, chiaramente, invece così. Invece gli arbitri hanno scelto in un altro modo. Petrarca Padova in possesso. Subito un pressing alto da parte del CMB Grassano che cerca di non far gioco agli avversari. Petrarca che allora sceglie la soluzione sulla sinistra con Dudu Costa che ha dato già all'indietro. Questo è Jorge Alba, prova una sorta di 1 contro 1, porta il pallone, si accentra, scarica sulla destra, arriva a una sorta di assist centrale, ma riparte il CMB Grassano, prova un contropiede ed è un contropiede interessante perché arriva anche la battuta con il sinistro da parte di Fusari che viene contrato in fallo laterale. Bravissimo qui a rubare palla e ripartire in transizione, poi di potenza riesce a liberarsi, calcia col sinistro, buona la murata da parte della difesa. Stavolta però abbiamo visto che Vizonano non è riuscito a mantenere il possesso palla. Petrarca nuovamente quindi a fare il gioco e ad andare a cercare sulla sinistra Jorge Alba che ha già scaricato dall'altra parte. Si prova ad utilizzare tutto il parquet. Ancora all'indietro Dudu Costa, poi si va centralmente, attenzione, potrebbe arrivare una battuta, ottimo il lavoro da parte di Cividini che viene chiuso solo alla fine. Adesso è un 4 contro 2 con il CMB Grassano che rallenta però l'azione, quindi non sfrutta questo contropiede che ripetiamo era una doppia superiorità numerica. Sì, qui si proseguirà con questo rimessaggio. Chiedo scusa, sono ripartiti in 4, già non si fa perché se perdi palla non c'è nessuno a difendere. E poi il passaggio poi è stato troppo lento e troppo indietro e hanno perso il tempo di gioco. Sì, diciamo che è un'opportunità sfumata senz'altro per il CMB Grassano. Adesso però è il Petrarca Padova che cerca di prendere le misure agli avversari. Si sfrutta il campo. Ottimo il lavoro di Vizonanna che prova a ripartire sull'out, filo sembrava quasi fuori il pallone, invece è riuscito a mantenerlo sul terreno. Ancora Vizonanna, scarica sulla sinistra. Ecco fatto. E qui questo significa qualcosa, ci hanno colpiti in pieno per la precisione proprio Vizonanna. Il tavolino è saltato e va bene. Proseguiamo la diretta, il bello della diretta avrebbe detto qualcuno, vero? È di Saia che è in regia che ci ascolta. Rimessa laterale Padova, mentre si diverte Massimo Ronconi qui a fianco a me. Mi diverto, ma era saltato anche il monitor, tutto quanto qua. Sì, diciamo che abbiamo ricevuto un bel colpo da parte di Vizonanna. Del resto anche una certa fisicità, il numero 11 del CMB Grassano. Forze fresche sul terreno. Seguiamo ancora il Petrarca in possesso, palla all'indietro,
non si riesce in questo momento ad avere la meglio né da una parte né dall'altra. Una ottima chiusura, si riprende con una buona rimessa. Nel frattempo entra Tobe con la maglia numero 4 in campo per il CMB Grassano. Tobe è un giocatore straordinario dal punto di vista difensivo, ma anche quando si propone. Altro giocatore classe 94 Tobe, tra l'altro, utilizzato soprattutto come centrale. Adesso però seguiamolo per il Petrarca, perché Petrarca sembra finalmente aver preso campo. Vediamo se sarà così. Circolazione bassa, si ritorna all'indietro. Ancora Petrarca però in possesso. Vega riesce a sporcare quasi tutte le giocate del Petrarca. Qui palla lunga, troppo lunga per Dudu Costa. Forze fresche anche Lignares, maglia numero 8 sul parquet per il CMB Grassano. È uscito Vega, Tobe, Lignares, ancora Tobe che non riesce a mantenere il pallone sul parquet, quindi prova a ripartire, e qui c'è un altro contatto piuttosto duro però fortuito, rimane a terra Vizonan, maglia numero 11 delle CMB Grassano. Sembrava... Se lo merita, potremmo dire noi scherzando, nel senso che no, poco fa ci ha veramente travolti. Sì, però secondo me aveva anticipato, qui era fallo. Meglio scherzare, Massimo. Sì, secondo me questo c'è fallo di Julio. Sì, dobbiamo dire che nel nostro giudizio questo poteva essere sicuramente un calcio piazzato, una punizione. Ma comunque è un metro di giudizio. Si tocca la caviglia destra, speriamo nulla di grave per il giocatore del CMB Grassano. Comunque un metro di giudizio, abbiamo visto anche prima il fallo sull'arbitro, non ha fischiato. Sinistra, non destra, per la precisione. Evidentemente vogliono far giocare gli arbitri, non vogliono portare la partita sui tiri liberi, chiamiamolo un po' in questa maniera, insomma. Comunque era buono il senso dell'anticipo di Vizonan, Sì, molto veloce, molto rapido, sta giocando sicuramente uno dei più attivi in questa prima fase dell'incontro, e quindi andiamo a sì, qui rivediamo intanto, ecco, vedete la distorsione, e qui si vede benissimo grazie alla nostra Edi Isaia questa distorsione alla caviglia sinistra per il giocatore che adesso ci passa davanti e sta raggiungendo la sua panchina. Nel frattempo sul parquet c'è con la maglia numero 9 Caruso, con la maglia gialla numero 9 del CMB Grassano. Vedete che pressing alto che propone la squadra lucana, quindi c'è una rimessa laterale Petrarca Padova. Quando esce Cividini va Jorge Alba a fare il pivot, evidente non c'è il cambio qui palla. Qui sbaglia tutto Rever Cortés, perché prova sì ad innescare Jorge Alba, ma troppo laterale, troppo esterno, pallone che finisce fuori, e quindi Sanchez può andare a una nuova rimessa a favore del CMB Grassano, che devo dire fin qui ha rischiato alcunché contro il Petrarca Padova. Nessun tiro verso lo specchio. Abbiamo rivisto però una bella ripartenza e poi un'ottima conclusione, questa proposta da Rever Cortés. Petrarca Padova applaudito dai suoi tifosi. Bellissima questa uscita con questo scambio, e poi Rever Cortés ha dovuto calciare perché era chiusa la diagonale di passaggio per il compagno. Seguiamo questo schema d'angolo, palla centrale, non c'è nessuno che si inserisce, Rever Cortés arriva tardi, pallone però troppo profondo, non c'era la precisione in questa circostanza, questa battuta da destra. E continuano a pressare fortissimo le due squadre. Abbiamo visto un tentativo da parte di Sanchez, che è andato a cercare Caruso, non lo ha trovato, però vedete in questa circostanza invece non aggancia Rever Cortés. C'è l'applauso però all'indirizzo di Vitale, un Vitale che aveva cercato il suo compagno in posizione di pivot. Sì, un po' troppo frettolosamente, poteva sicuramente fare una scelta migliore. Ancora CMB Grassano che prova a fare gioco sulla sinistra, non c'è la precisione giusta però. No, è fastidioso il pressing del Petrarca Padova e non riesce ad impostare l'azione. Il CMB ci aveva provato molto bene il primo minuto e mezzo, 2 minuti, poi adesso hanno preso un po' le misure i padovani.
Diciamo che questa tattica di usare il pressing alto sta dando frutti da una parte e dall'altra. Adesso abbiamo visto il CMB tornare in possesso con Sanchez che ha già scaricato per Tobe, si torna ancora da Sanchez, ancora Tobe, poi in avanti all'inizio di Caruso, anticipato anche in questo momento. Le difese stanno avendo senz'altro la meglio sui rispettivi attacchi, anche in questa circostanza avete visto un'ottima uscita. Sì, l'unico problema potrebbe essere la tenuta fisica, perché è dispendioso, per cui il secondo tempo è probabile che qualcuno pagherà. E vedremo, siamo qui per capire se sarà così nel corso della ripresa. Intanto un ottimo pallone, filtra, arriva all'indirizzo di Caruso, poteva essere davvero un'ottima opportunità questa per il CMB Grassano. Qui invece è un lavoro pulito quello di Tobe, che ha già dato all'indietro a Weber e riparte così sulla destra il CMB Grassano in maniera piuttosto pericolosa. Caruso però ha cercato all'indietro Sanchez, poi si va da Tobe, ancora Sanchez, Tobe prova ad inserirsi e poi dopo ritorna sui suoi passi Lignares, perché ha capito tutto, ha capito che il Petrarca sarebbe tornato in possesso. Petrarca che provava a sfondare sulla destra con Urio. Partita difficile come lettura da parte degli allenatori, perché la pressione è fortissima, come stavi dicendo tu, da parte di tutte e due le squadre. Lignares, un ottimo lavoro da parte del numero 8 del CMB Grassano, un numero. Quindi resta visto un fallo da parte di Caruso. Andiamo a rivedere intanto il numero di Lignares, che non si è perfezionato per l'ottima uscita anche in questa circostanza difensiva da parte del Petrarca. Sì, sembrava avesse colpito il pallone Zancanaro, invece evidentemente non è così, perché l'arbitro ha fischiato calcio di punizione. C'è Sanchez, un ottimo sinistro, giocatore che rientra da un infortunio, è stato in dubbio fino all'ultimo. E seguiamolo Sanchez, a fianco a sé a Zancanaro non più di 5 metri, le indicazioni di Tobe per i compagni. Vediamo Sanchez, scarica sulla sinistra, si torna proprio da Sanchez, però il suo sinistro è sporco e finisce sul fondo. Si è strozzato, secondo me ha subito, non doveva andare incontro al pallone invece e aggredirlo, invece ha aspettato troppo. L'abbiamo rivisto. Lignares adesso è andato in anticipo ancora una volta a chiudere sull'iniziativa di Del Pizzo. Nuovi cambi in casa CMB Grassano, di nuovo sul parquet Tobe e Caruso. È importante capire anche l'entità del danno di Zonan, che mi sembra che faceva un po' la differenza lì davanti. Sì, aveva iniziato in maniera perfetta il confronto, tanto è vero che gli avversari erano andati sempre su di lui a coprire fino a quel fallo qui davanti alla nostra postazione, che ha compromesso la nostra postazione, diciamo. Ottimo lavoro da parte del CMB Grassano. Sanchez all'indietro per Weber, ancora Sanchez, si va sulla sinistra, Lignares, Caruso, ottimo ancora il passaggio all'indirizzo di Sanchez, che poi però non rischia, torna da Lignares, Tobe, pallone morbido, aggancio perfetto, si deve tornare indietro, ecco Tobe, è pronto, ancora Tobe, e Caruso viene chiuso in fallo laterale da Dudu Costa. Partita molto molto bella dal punto di vista difensivo da parte di tutte e due le squadre, molto attente, le squadre non concedono praticamente nulla. Stiamo rivedendo intanto ancora una volta grazie alla nostra Edi Saia, e adesso una nuova rimessa laterale a favore degli ospiti, vanno sul pallone con Tobe, pronto a rientrare Chris Fusari. a terra un giocatore del Petrarca Padova, Tobe addomestica, Weber centralmente provava ad innescare Sanchez, ma è ripartito il Petrarca, va alla conclusione, grande la parata di Weber, pallone che rimane lì, poi si vede un fallo sul portiere avversario, ma davvero un tiro potente che poteva anche trovare il gol del vantaggio in questa circostanza
il Petrarca Padova. Grande parata, grande risposta da parte di Weber. Andiamo a rivedere ancora una volta questo sinistro proposto da Del Pizzo e la bella parata di Weber. Sì, questa è stata veramente una grandissima giocata da parte di Del Pizzo, perché è riuscito a liberarsi con lo stop orientato, però l'azione è stata bella, è stata bellissima la palla filtrante da parte di Rever Cortés. Allora c'è un time out, andiamo sulla panchina del CMB Grassano ad ascoltare quindi le parole di Fausto Scarpitti. Il nostro pressing li mette in difficoltà, li fa rinunciare in un certo senso a giocare molto la palla. Diciamo che per merito nostro, per forte pressing, loro non stanno organizzando nulla, però a volte mi è capitato di avere la palla libera e siamo lontani un metro e mezzo dalle marcature che vi ho chiesto. Dobbiamo stringere dalla linea rossa a dentro il campo, quando siamo nella nostra metà campo, un metro e mezzo, una marcatura ancora più diretta, ancora più a rischio fallo. Non dobbiamo fare fallo, dobbiamo essere a rischio fallo, perché sono molto bravi a liberarsi negli spazi. Anche sul calcio di punizione l'hanno notato. Noi siamo belli alti, belli impressi, come stiamo facendo benissimo, quando sono bravi a schiacciarci, attaccati. E queste erano le parole di Luca Giampaolo, l'allenatore delle Petrarca Padova, che vediamo inquadrato con la sua folta capigliatura. Parole importanti, parole che segnalano quindi di una soddisfazione da parte del tecnico veneto. Sì, giustamente avevamo visto che le difese stavano facendo molto bene, non so che cosa voleva di più, vuole ancora più attenzione dal punto di vista difensivo. Mi sembra che fino a questo momento non ha sbagliato nulla il Padova. E andiamo a seguire però proprio il Petrarca Padova in possesso. Vitale, pallone profondo, c'è l'uscita di Weber in anticipo ma in fallo laterale, quindi nuovamente in possesso i bianconeri di casa. E Dudu Costa chiama lo schema numero 1, vediamo se riescono a concretizzarlo. Qui c'è il rischio sulla pressione. E infatti sono costretti a mettere il pallone fuori. Abbiamo visto Moretti non rischiare, ma addirittura a recuperarlo fuori dal parquet Lignares. Il pallone a rimbalzo controllato, eccolo, Lignares all'indietro, Sanchez ancora una volta un sinistro sporco il suo, ancora una volta non trova l'impatto giusto col pallone. Sì, era posizionato male col corpo, non c'era lo spazio per andare in rotazione. Questa è la potenza fisica di Cividini, guarda, è impressionante. Vabbè. E qui però Cividini ha qualcosa da dire agli arbitri in questa circostanza, che hanno visto un fallo in fase offensiva. Beh, secondo me stava difendendo la palla, normalmente è evidente che attenzione a Lignares che viene chiuso molto bene. Sì, è stato chiamato un fallo e quindi c'è anche l'ammonizione, un fallo di mano per la decisione. Andiamo a rivedere anche questo magari, grazie alla nostra Edisaian regia. L'ammonizione quindi di Lignares che rivediamo per questo fallo. Pronto a rientrare Zancanaro per il signor Prestito. Seguiamo il Petrarca con questa conclusione, ancora una volta pericoloso Dudu Costa. Ma la bravura dei Cividini, tiene palla, tiene lontano il difensore, poi scarica nel momento giusto. Secondo me ha allungato troppo l'ultimo passo Dudu Costa. CMB Grassano in avanti con Tobe, chiuso molto bene da Cividini, all'indietro. Eccolo Cividini in possesso. Potrebbe essere un ottimo pallone questo, che infatti arriva Jorge Alba, molto propositivo il Petrarca Padova in questa fase. È un Petrarca Padova che sta cercando il gol del vantaggio. Sta giocando bene sulle transizioni, qui per me Jorge Alba doveva fare meglio, si era mezzo addormentato Tobe. Zancanaro, Sanchez, palla sul destro, se la porta fuori. Mancino naturale, ha fatto una buona finta, poi quando andava la palla sul destro voleva rientrare. Intanto ti segnalo che è rientrato Vega e sta per rientrare fortunatamente anche Visonana, quindi l'infortunio è meno grave del previsto alla caviglia sinistra. Arriva un'ottima conclusione di Cividini
attento Weber, poi Zancanaro addomestica il pallone e cerca di salire sulla destra. Eccolo Zancanaro, 2 avversari su di lui, visto il fallo del capitano del CMB Grassano. No, credo fallo laterale. Fallo laterale, sì. Beh, qui abbiamo qualche difficoltà col fallo laterale perché lo dicevamo prima della partita, le linee si vedono poco. Comunque, Petrarca ancora attivo, qui ottimo l'intervento difensivo di Zancanaro, la rimessa laterale Petrarca Padova. E qui Petrarca che però non riesce a concretizzare sulla destra. Sì, è una parallela chiesta da Jorge Alba, ha dato il pallone bene Urio, ma c'era Zancanaro che aveva chiuso bene proprio quella diagonale. Seguiamo il CMB Grassano mentre siamo nella seconda fase del primo tempo. Weber. Pallone profondo, c'è proprio Vizonan che addomestica e poi cede all'indietro a Zancanaro che ha visto Vega. Centralmente, fallo piuttosto netto stavolta da parte di Dudu Costa e quindi fallo su Fusari che va a ricevere le scuse dell'avversario. Si riprenderà da una posizione interessante. Colpito in pieno, Dudu Costa era convinto di andare a cercare il pallone, in quel momento proprio Chris Fusari l'ha spostato e ha subito fallo. Attenzione qui, calcio Zancanaro. Vediamo come usufruiranno di questo calcio piazzato. C'è Zancanaro sul pallone. Vega si allontana e si porta sulla sinistra. Weber dialoga con il suo capitano e probabilmente dà un consiglio. Vediamo Zancanaro. È una battuta la sua, diretta, il palo pieno, potente il sinistro di Zancanaro. Calcia benissimo, qui lo schema prevedeva il cambio dei 2 pali e Vizonan che è andato a fare il velo davanti al portiere, guardalo, infatti si vede perfettamente, la palla ha girato ma non ha girato proprio a sufficienza per mettere il pallone dentro. E questo è un bel gesto tecnico proposto dal capitano del CMB Grassano. Zancanaro, maglia numero 5, gialla stasera. Gran sinistro da sempre, uno calcia benissimo col piede sinistro. 9 minuti e 13 al nostro cronometro nel corso di questa, da giocare nel corso di questa prima frazione di gioco, e come vedete però Petrarca Padova e CMB Grassano rimangono sullo 0-0 nell'anticipo di questa quinta giornata del campionato di Serie A di calcio 5. Vediamo la situazione falli, giustamente 4 quelli del Petrarca, 1 solo per il CMB Grassano. Un risultato intanto di una partita in contemporanea perché c'è un 1-1 tra Arzignano e Rieti. Questa è una partita sulla carta, Rieti dovrebbe vincere, l'Arzignano in casa deve fare i suoi punti, per ora è lì in fondo alla classifica. Circolazione di palla con Weber che esce dai pali, arriva quasi a metà campo, anzi è arrivato a metà campo, prepara il destro indisturbato. Qui però rischia qualcosa il CMB Grassano perché pali scoperti, non hanno trovato la conclusione della lunga distanza i giocatori del Petrarca Padova, ma ha rischiato qualcosa Weber, lo andiamo a rivedere. Ma ha creato veramente un'occasione pericolosa perché è arrivato fino ai 10 metri, ha calciato, non ha calciato troppo angolato e ha rischiato molto. Non riesce a mantenere il possesso palla Urio, quindi Petrarca Padova che cede il possesso alla CMB che sale sulla sinistra. Zancanaro basso riceve, all'indietro sale ancora Weber, eccolo, Vega in avanti, poi palla centrale, Vizonan, 2 avversari su di lui, non c'è fallo, riparte il Petrarca, lo fa in maniera splendida, potrebbe arrivare un assist, non c'è il tempo né lo spazio per Rever Cortés, poi colpo di testa all'indietro di Vega, si riprenderà così con l'angolo a favore del Petrarca Padova. Bellissima la giocata, però qui Rever Cortés è stato egoista, c'era il compagno sul secondo palo, ha tentato una giocata di fino e qui Zancanaro è riuscito a recuperare il pallone. Abbiamo visto inquadrato dalla nostra Edi Saia Weber, uno dei grandi protagonisti di queste prime fasi. Grande parata anche in questa circostanza da parte dell'estremo difensore del CMB Grassano. Qui ha calciato bene, ha impattato perfettamente Urio, però ha visto partire la palla Weber e ha risposto da par suo. Stiamo rivedendo.
ottima la conclusione di destro, splendida anche la risposta. Nuovi cambi in casa CMB Grassano con Tobe e Lignares, dentro, fuori Fusari e Zancanaro. Tobe chiama palla sulla destra, non riceve. Vega non affretta i tempi e non vuole rischiare. All'indietro Vizonano, completamente ristabilito dopo l'infortunio alla caviglia a sinistra. Lignares, Tobe, Vega. Seguiamo Vizonano, non riesce a prendere il tempo all'avversario, non riesce a preparare il destro. Bravo Del Pizzo, perché si stacca, non concede il corpo e quando va a tentare le conclusioni lo anticipa col sinistro. Rimessa affidata a Vega. Tobe. Lignares. Ancora Tobe in avanti. Seguiamo Vizonano. Chiama il pallone Vega, invece riceve Lignares sull'estrema sinistra. Ancora Lignares. Non c'è l'assist centrale per Tobe. Può ripartire il Petrarca Padova. Petrarca subito attaccato dagli avversari con questo pressing alto che non fa giocare. Si arriva però da Civitini all'1 contro 1 con Tobe. Scarica all'indietro. Ancora Petrarca pericolosamente in avanti. Le finte e poi non riesce ad arrivare ad una conclusione. Jorge Alba riparte o prova a farlo ancora una volta Vizonano, cioè l'ammonizione, e qui direi piuttosto netto il fallo, quindi nulla da eccepire. Ammonizione per Urio. E qui il quinto fallo importantissimo, mancano quasi 7 minuti, 6:55 al termine qua. Stiamo Nettissimo. rivedendo il fallo su Vizonano da parte di Urio, che è stato ammonito per questo. Si è colpito sulla punta del piede destro, ha perso l'equilibrio. Qui indiscutibile il fallo da parte di Urio. Adesso deve fare molta attenzione il Padova per questi 7 minuti che Sì, mancano. Padova non deve spendere falli inutili a questo punto, perché altrimenti gli avversari potranno colpire. Seguiamo però il CMB Grassano con Vega, Tobe, Lignares, Vizonano, ancora Lignares, Vizonano. Vega prova a farsi vedere da pivot, poi esce e allora si va sulla destra da Tobe, all'1 contro 1. Tobe ha saltato l'uomo, pallone però troppo profondo per lui. Buona giocata. Time out. Time out stavolta, però andiamo ad ascoltare veramente sulla panchina del CMB Grassano Fausto Scarpitti. Stiamo soffrendo semplicemente di 1 contro 1 nella nostra metà campo quando ci abbassiamo, in particolare su Alba, quando punta 1 contro 1, il loro centrale, che di solito è Del Pizzo, si stacca un attimo, abbassiamoci sulla linea della palla per dare semplicemente una sola opportunità di dribbling all'avversario, ok? Ci avviciniamo, ma non dobbiamo perderlo, è difficile che vada alle spalle, però è facile che cambiano lato e dobbiamo essere rapidi a uscire. Ma la cosa più importante, ritorniamo nella loro metà campo avversaria, lì non sono pericolosi e nella fase di possesso nostra stanno calando, facciamo girare di più la palla veloce e muoviamoci senza palla. Inserimenti continui, Vedi che con 2 trenzi entriamo, E Scarpetti vuole una squadra ancora più aggressiva, una squadra che riesca a sfruttare al meglio eventuali errori avversari in fase difensiva. Sì, forse doveva sottolineare i 5 falli, anche ricordarglielo ai giocatori, però probabilmente il senso è quello, andiamo più alti, un fallo solo, per cui puoi spendere Possiamo ancora, rischiare. puoi spendere 4 falli Certo. in 6 minuti e 19, mentre il Padova non pressato non può commettere più fallo. Però seguiamolo il Padova perché propone gioco adesso sulla destra. Ma se Buono vogliamo, l'intervento di Vega che non fa giocare gli avversari patavini. fino a questo momento il Padova ha attaccato, però insomma il CMB ha attaccato, però il Padova ha avuto occasioni migliori. Il palo di Zancanaro però sul calcio piazzato. Sì, ma A quella è favore una del palla, una CMB. palla da fermo, insomma. Ma bellissima quella Sì, conclusione. fantastica, ma poi Però preparata. è anche vero che tra i migliori in campo c'è Weber, fin qui il portiere del CMB Grassano, e non è un caso. Eccolo Weber. Attenzione, è un 3 contro 2. Potrebbe essere concretizzato, però non arriva l'assist da destra a favore di Jorge Alba, che provava a farsi vedere centralmente. Tobe. Vega non rischia, va centralmente,
da Vizonan, che è stato chiuso il fallo laterale con Lignares che è pronto. Tobe, Lignares, Vega, Lignares, conclusione potente, stavolta anche bella da seguire, gli applausi dei tifosi in tribuna. Pronto a rientrare Chris Fusari, che è un giocatore che nell'1 contro 1 fa molto bene. Ma adesso dobbiamo seguire il Petrarca perché è pericoloso. Il Petrarca che non riesce a trovare il pertugio giusto per andare alla conclusione. Si rimane sulla destra. Seguiamo l'iniziativa, seguiamo anche questa conclusione fuori sì, ma ancora una volta con Cividini il Petrarca ha cercato la porta avversaria. Sì, qui non ha potuto far nulla Vega, perché lo ha portato praticamente in giro per tutto il campo, poi ha calciato, non ha chiuso perfettamente col sinistro, ma è veramente una grande giocata. Seguiamo Lignares, che alla fine è bravo a non farsi soffiare il pallone da Dudu Costa e a fermarlo in fallo laterale. Dudu Costa, Orgaldo, altra circolazione da parte del Petrarca che rischia troppo e regala il pallone agli avversari. Forse è consapevole, sicuramente consapevole del fatto che i 5 falli pesano. Ma sicuramente qui il concetto di Scarchetti è giusto sul fatto della velocità di esecuzione, perché devi sicuramente aumentare la velocità per metterli in difficoltà e creare i presupposti per ottenere il sesto fallo e quindi la libera. Intanto Tobe va sulla destra a cercare Lignares. C'è Vizonana, prova a farsi vedere Fusari centralmente. Invece il pallone è per Lignares, che se aggiusta il pallone cede a Tobe. Tobe fa un giochino, poi non riesce a trovare centralmente Lignares e arriva il fallo in fase d'attacco da parte di Vizonan, che sta uscendo dal parquet perché rientra con la maglia numero 9 Caruso. Seguiamolo il Petrarca, stavolta Tobe ha capito tutto mentre il pallone non è arrivato a Rever Cortés. Tobe, si gioca un tocco, adesso 2 CNP. Eccolo Lignares, chiuso molto bene da Del Pizzo. Sta tenendo molto bene in fase difensiva Del Pizzo la situazione, qui bella la sovrapposizione e comunque perde un po' di incisività senza Cividini il Padova. Caruso intanto ha allargato il pallone. Seguiamo l'iniziativa ancora di Fusari che ha ceduto a Tobe. Stesso Fusari in possesso con le sue finte. Prova a eludere gli avversari, si porta il pallone sul sinistro ma non inquadra lo specchio avversario. E quindi Petrarca può ripartire. Rever Cortés. Jorge Alba. Ancora Rever Cortés. Centralmente prova a farsi vedere Urio in posizione buona anche per andare a una conclusione. Adesso esce, c'è una rotazione, stesso Urio può andare alla conclusione murata, però c'era stata una rotazione che aveva portato in posizione di pivot Dudu Costa che poi si era decentrato sulla sinistra. Sì, e qui giocano praticamente un 4-0, chi può va a cercare di dare profondità alla squadra, però ripeto, senza Cividini è una squadra che ha poco peso in fase offensiva. Rever Cortés cede il pallone perché arriva questa nuova conclusione di Dudu Costa. A nuovo campo i giocatori del CMB Cressano adesso e seguiamolo Lignares ancora una volta innescato da Tobe che sta dando indicazione a tutta la squadra, in particolare a Lignares e, se vedo bene, a Fusari. Li sta catechizzando ma sta dando anche le disposizioni tattiche, cioè sta dando le posizioni dei compagni. Qui si comincia a contare. È ripartito il Petrarca. E comunque dalla panchina del CMB urlavano punta punta, è chiaro che puntare il giocatore in queste situazioni di falli può essere vantaggioso. Certamente possono arrivare al fatitico sesto fallo. Intanto però seguiamolo il Petrarca con questo pallone troppo profondo da parte di Moretti.
Cividini sta dicendo dammela sul petto, ma era ovvio che il compagno avrebbe voluto proprio quello. Vega, Sanchez, ancora Tope al centro del gioco del CMB Grassano, sicuramente parecchi minuti per lui, più presente fin qui in maglia gialla. Sanchez, le finte, palla sul destro di Sanchez, grande la risposta da parte di Moretti, e questa è una palla che dobbiamo assolutamente andare a rivedere grazie alla nostra Edi Isaia. Vediamo il numero da parte di Sanchez e poi la grandissima risposta da parte di Moretti. Ha calciato col destro poi Sanchez. E ancora Sanchez col sinistro, la potenza sì, la precisione no. Lì ha proprio c'è cascato in pieno Julio sulla finta di Sanchez, poi ha calciato col destro che non è il suo piede migliore e aveva trovato l'incrocio dei pali. Grandissima parata di Moretti. Tanto si riprende con un angolo a favore del Petrarca Padova, con calma Del Pizzo si porta sul pallone. Da giocare 2 minuti e 13 secondi di gioco della prima frazione. Petrarca 0, CMB 0. Quinta giornata del campionato di Serie A, l'anticipo dal Pala Est della provincia di Padova. Seguiamo ancora una nuova conclusione proposta da Dudu Costa. Nuovi parziali delle partite che si stanno giocando in contemporanea. Latina 1, Came Dosson 0, Arzignano e Rieti rimangono sull'1-1. A Genova la Feldi Eboli è in vantaggio 2-0 e quindi questo è un risultato importante in chiave alta classifica. Non c'è fallo su Cividini, è ripartito il CMB Grassano. Seguiamo Tobe centralmente, non arriva Sanchez, ottimo il recupero di Dudu Costa. Stesso errore come in precedenza, sono partiti tutti e quattro, poi il passaggio deve avvenire sulla corsa, invece quasi sempre c'è un passaggio lento, pigro, che non consente poi la ripartenza. Forse anche per quello che tu dicevi, già sono ripartiti in linea in 4. Sì, ma non sono scaglionati bene i giocatori, ma soprattutto è il passaggio pigro che non consente poi di fare la scelta migliore nel momento decisivo. Io non credo che sia insoddisfatto della sua squadra Luca Giampaolo in questo momento, perché abbiamo visto dare indicazioni a Petrarca Padova da parte dell'allenatore di casa, un allenatore che sicuramente ricorda ai suoi i 5 falli molto condizionanti. CMB Grassano, Sanchez con la nuova conclusione e poi riparte però Del Pizzo, prova a farlo, cede all'indietro, ancora Petrarca sull'out sinistro con Orge Alba, le sue finte non ingannano Vega chiama sulla destra Fusari, Vega ancora al suo destro, Murato, poco più di un minuto da giocare, cercano di affrettare i tempi le due formazioni per cercare di arrivare a un vantaggio. Fusari, palla sul destro, ancora Fusari in mezzo a due avversari e poi lo stesso Fusari sta dicendo qualcosa al direttore di gara, avrebbe voluto un'altra soluzione. Da giocare 1 minuto e 8 secondi, rientra Capitan Zancanaro in casa CMB Grassano e rientra insieme col numero 8 Lignares. Qui prima Jorge Alba stava per commettere un errore madornale, stava per commettere fallo su Vega, poi ci ha pensato all'ultimo, ha tolto le mani. Però devo dire di un'ottima gestione finale da parte del Petrarca Padova, che non è caduto nel tranello del sesto fallo. Sì, aspettiamo il termine della partita, perché poi qui come ottimo arresto, solo che qui sbaglia però il passaggio, anche perché Cividini sale troppo e quindi non consente un passaggio perfetto a Orge Alba, viene preso controtempo. Partita molto equilibrata fino a questo momento, per cui tensione. Sanchez, Zancanaro, Weber, Lignares, Tobe, Zancanaro, ancora Lignares, ha spazio e ha visto molto bene Sanchez, il suo sinistro volante alto. Qui
male diagonali difensive, palla che taglia completamente il campo fino al secondo palo, Sanchez non riesce a impattarla bene. Seguiamo però l'ultima iniziativa del Petrarca Padova. Cividini protegge molto bene, cede all'indietro a Del Pizzo che ha già allargato il gioco a Rever Cortés, da giocare pochi secondi, Petrarca che deve affrettare i tempi, ancora Rever Cortés in possesso, il suo gioco di gambe, solo 6 secondi per lui. Seguiamo, vediamo se riuscirà ad arrivare ad una conclusione il Petrarca, non c'è il tempo e quindi il primo tempo da parte delle due formazioni qui al Pala Este finisce 0-0, uno 0-0 fedele, diciamo specchio fedele di quello che abbiamo visto sul terreno di gioco, perché Petrarca Padova e CMB Grassano è vero che ci hanno provato, ma sicuramente è stato più impegnato il portiere del CMB Grassano Weber, poco lo è stato impegnato invece il portiere Moretti, quello del Petrarca Padova, però ricordiamo anche un bel palo di Zancanaro. Sì, quella è stata una grandissima occasione, però su una palla da fermo. Io penso che veramente il Padova abbia fatto una grandissima prima parte di gioco. Voglio vedere, sono curioso di vedere il secondo tempo, perché secondo me due squadre con questa tipologia di gioco hanno speso tantissimo dal punto di vista fisico e credo che alla fine, insomma, probabilmente dal punto di vista... Vedremo un secondo tempo con squadre probabilmente in difficoltà. Fra poco sapremo se sarà così e quindi per il momento restituiamo la linea a Roma per un breve stacco pubblicitario, ci risentiremo per interviste e seconda frazione di gioco.
siamo di nuovo in diretta, dicevamo, dal Pala Este. Tra poco avremo con noi Paolo Morlino, cerchiamo di intervistarlo da questa postazione, vediamo se il microfono può funzionare. Allora, Paolo Morlino è l'amministratore unico del Petrarca Padova. Dicevamo di un buon primo tempo, però le dobbiamo fare i complimenti per questo Pala Este, allestito molto bene, in poche ore, e quindi questo fa il bene, dicevamo, del calcio a 5. Sì, è stata un'opportunità che si è venuta a creare perché avevamo qualche criticità nel nostro impianto abituale. Abbiamo trovato un'amministrazione molto interessata ad eventi di questo tipo e una grande disponibilità anche qui al Palasport, e siamo contenti di fare questa partita davanti a questo bel pubblico. Allora, noi dobbiamo fare un passo indietro perché Petrarca Padova è famoso anche per il suo settore giovanile. Parliamo di 1000 ragazzi, giusto? Parliamo di 1000 bambini, soprattutto nella scuola calcio, sono 30 le palestre dove siamo attivi, tra Padova, la provincia di Padova, una fettina anche della provincia di Venezia, con un progetto, insomma, ci piace dire quasi unico, che appunto mette in palestra ogni anno 1000 bambini. Questo è il bello, diciamo, anche del calcio a 5, cioè il bello di far giocare i ragazzi, perché il futuro è quello. Ma il calcio a 5 ha molto per coinvolgere i bambini e sicuramente la formula al caldo e al coperto, e nel nostro caso In senza Veneto ancora di più. Beh, sicuramente qui da noi, diciamo, è una formula molto apprezzata soprattutto dai genitori, ecco. Però devo dire, il calcio a 5 ha molto per fare breccia con i più giovani e credo che, insomma, siamo come movimento sulla strada giusta. Facciamo una battuta solo su questo primo tempo, sono soddisfatto? Ma facciamo i conti alla fine, sono soddisfatto di aver riempito questo Palasport in pochissimi giorni. E abbiamo veicolato questa cosa qualche giorno fa e l'effetto pieno, o insomma quasi pieno di oggi, ci gratifica molto. Allora, io per il momento ringrazio Paolo Morlino, l'amministratore unico del Petrarca Padova. Tra poco avremo con noi anche Rocco Auletta, che è il presidente del CMB Grassano, al quale diamo il buonasera. Buonasera. Allora, intanto CMB Grassano, le facciamo subito i complimenti perché è la vera grande realtà, la vera grande rivelazione di questo avvio di campionato. Sì, siete bravi, lo sapevamo, ma non così, ovvero una squadra che ha proposto spettacolo. Io ringrazio per i complimenti. Sì, in realtà stiamo giocando veramente un buon calcio, un buon calcio a 5, un buon futsal. I giocatori, il roster costruito è un roster comunque di primo livello, insomma, per cercare di mantenere la categoria. Quindi Questo penso che lo farete facilmente. Magari l'appetito verrà mangiando, perché non lo se so, giocate adesso così... incameriamo punti, poi si vedrà. Ecco, ma la difficoltà di fare sport ad alto livello, parliamo del CMB Grassano, una piccola realtà, possiamo dire, a livello nazionale, che però fa piacere, quindi vedere una realtà vostra, quella della Basilicata, in campo in Serie A. Ce la spiega? Sì, Quanta certo. fatica ha fatto? Tantissima. Innanzitutto mi preme ringraziare veramente di cuore signor Prestito, che praticamente ci sta dando una mano sin dai tempi della Serie C2, quindi grazie a lui, voglio dire, stiamo crescendo. Poi in realtà noi non abbiamo questi grandi agglomerati industriali in Basilicata, non abbiamo nulla, quindi praticamente diventa difficile raccimolare sponsor. Quindi siete stati proprio bravi. Sono stato, diciamo che principalmente io svolgo la professione di consulente del lavoro e quindi ho clienti un po' dappertutto e grazie praticamente a questi riusciamo ad andare avanti, seppur con qualche difficoltà, però riusciamo ad andare avanti. Ebbene. Allora, io intanto ringrazio anche il presidente del CMB Grassano, restituirei la linea a Roma per un altro stacco pubblicitario e ci risentiremo per il secondo tempo.
Sì, stiamo vedendo le prime fasi del secondo tempo di Petrarca Padova CMB Grassano con questa buona iniziativa sulla sinistra. Aveva proposto Vizonan, ha cercato di andare alla conclusione subito sul lancio all'indietro di Zancanaro. Si rimane sullo 0-0. Abbiamo sentito le parole nel corso dei minuti precedenti dell'amministratore unico da una parte del Petrarca Padova, dall'altra il presidente del CMB Grassano, soddisfatti senz'altro del percorso delle due società che sono cresciute in maniera esponenziale. Ricordiamo che sono neopromossi, per cui per loro è una categoria nuova, soprattutto il Padova perché ha cambiato poco e niente, per cui Zancanaro, ora Vizzonana e Zancanaro, la chiusura in fallo laterale di Del Pizzo, molto attento in fase difensiva, sta giocando veramente una grandissima partita. e poi arriva la conclusione di Sanchez e quindi l'angolo successivo da destra dove tra poco vedremo impegnato Lignares. Vediamo questa palla a fermo, potrebbe essere sbloccata proprio da una palla a fermo questa partita. Zancanaro, il sinistro, può ripartire il Petrarca Padova con calma, innescato Jorge Alba. Del Pizzo, Rever Cortés, ancora Del Pizzo, c'è Zancanaro a cercare di fermare l'iniziativa dei Patavini, si riprende così con una nuova rimessa laterale e Petrarca che prova a salire sulla destra. È ripartito Zancanaro, attenzione a una buona iniziativa. Zancanaro, non c'è fallo su di lui, Lignares cercava il compagno, aveva chiesto l'assist, non è arrivato. E ancora Petrarca Padova che prova a salire sulla sinistra con Jorge Alba che ha ceduto all'indietro, Dudu Costa, poi Del Pizzo, ancora Rever Cortés, palla centrale, e aveva raggiunto in maniera piuttosto semplice il cuore, il centro dell'attacco il Petrarca Padova, poi però non è arrivata alla conclusione e neanche adesso riesce ad andare alla conclusione Dudu Costa. È ripartito invece e ancora una volta viene toccato Vizonan, attenzione perché viene ammonito proprio il numero 11 del CMB Grassano per simulazione. Non so se l'ha colpito, però vediamo. Sono d'accordo con il direttore di gara. Sì, in effetti Non è non c'è stato contatto. Si è lasciato andare. Conclusione ottima da parte di Jorge Alba, manca solo il gol in questa circostanza. Gli applausi dei fedelissimi del Pala Est, 500 circa, l'abbiamo detto, gli spettatori presenti stasera qui. Un bel colpo d'occhio, devo dire. Sì, indubbiamente è una partita che piace agli addetti ai lavori, questa dal punto di vista tattico molto ben preparate le due squadre. Lo 0-0 non fa mai spettacolo, Ma significa che hanno lavorato bene i ma tecnici. infatti è quello, dico, gli addetti ai lavori sicuramente trarranno indicazioni da Stanno questa partita. apprezzando. Comunque meglio le difese fin qui. Senza ombra di dubbio, il 0-0 lo sta a certificare. Zancanaro. Chiama palla Sanchez all'indietro, vediamo se riceve. Eccolo. Sanchez alla conclusione, ancora una volta il suo sinistro è sporco. Non è bello da vedere in questa circostanza. Riparte il Petrarca Padova. Però Sanchez è più bravo in fase difensiva. E poi Vizonan non rischia mettendo il pallone fuori. Quindi rimessa laterale ancora a Patavina. Sul pallone c'è Del Pizzo. Avevamo un po' detto all'inizio prima della gara che chi andava in vantaggio poteva essere avvantaggiato dal punto di vista tattico, tant'è vero che sono ancora 0-0 e la partita è ancora chiusa, praticamente dal punto di vista difensivo sono molto attente le due squadre. Dudu Costa, Rever Cortés, poi si va ancora in avanti alla ricerca di Dudu Costa, stavolta fermato in maniera fallosa da parte di Vizonan che rischia qualcosa. Ricordiamo l'ammonito poco fa il giocatore con la maglia numero 11 che adesso esce perché rientra Tobe in casa CMB Grassano, sta rischiando, un po' nervoso
Vizonan, e poi ci sono altri cambi perché vediamo sul parquet anche Cividini per Io- Marca Padova. Sbagliato il temporeggiamento, proprio è entrato in netto ritardo. Ha rischiato perché poi è stato anche polemico nei confronti del direttore di gara. Sai, un altro cartellino avrebbe condizionato parecchio questa fase. Ah, indubbiamente. Giocare 2 minuti in 4 poteva essere determinante. E intanto un'altra ottima parata di Weber che si conferma tra i migliori in campo. Guardate la sua grinta che possiamo apprezzare grazie alla nostra regista Edi Saia. Difficilissimo perché la palla bassa raso terra, vista all'ultimo poi da Weber. Tobe a terra, chiede l'intervento del direttore di gara per un fallo non visto. Le indicazioni da parte della panchina del Petrarca Padova per usufruire al meglio di questa rimessa laterale. Chiamato uno schema, si abbassa Cividini, davanti c'è Jorge Alba, andiamo a vedere, ecco Rever Cortés, pronto Cividini col suo sinistro e c'è però Sanchez che ha capito tutto. Sì, è la seconda volta che fanno questo schema, la seconda volta che leggono bene la giocata i difensori del CMB. Rever Cortés, molto bravo Lignares, e qui commette un'altra ingenuità il giocatore con la maglia numero 21 perché regala un possesso palla importante al CMB Grassano. Stiamo vedendo l'errore. Sì, un po' troppo potente, ma come direzione corretta. E poi arriva ancora una grande battuta da parte di Zancanaro, attento Moretti dall'altra parte. Che parata, ancora una volta aveva sbucato all'ultimo la palla. Lignares, 1 contro 1, non passa l'uomo e Cividini si arrabbia perché avrebbe voluto innescare il contropiede del Petrarca. Sanchez, Tobe, Zancanaro, Lignares, Sanchez, Vega che è appena rientrato sul parquet, Lignares, Tobe, possesso palla continuo del CMB Grassano, imbucata per Vega da parte di Sanchez, non controlla Vega ma dall'altra parte ancora una volta non è preciso Rever Cortés, angolo a favore dei giocatori in maglia gialla. Vega che può l'equilibratore della squadra, da molte attenzione. Seguiamolo Sanchez, stavolta splendido il gesto tecnico, si è fatto male però Rever Cortés rimane a terra, si tocca la caviglia destra. Ha calciato fortissimo qui Sanchez, ha colpito in pieno la caviglia che era morbida in quel momento. Esce il numero 21, dentro a breve Dudu Costa, maglia numero 4. Abbiamo rivisto ancora una volta e qui possiamo riapprezzare invece il gesto tecnico, come si è coordinato Sanchez, però trovando un avversario sulla sua strada. Weber, Lignares, il sinistro di Lignares a sorprendere gli avversari. Era uscita in ritardo qui la difesa, ha avuto una grande occasione, Lignares ha calciato ma non ha trovato la porta. Del Pizzo, è entrato anche lui, eccolo Del Pizzo, prova a dare velocità al gioco dei Patavini. Seguiamo adesso la conclusione di Urio e la rimessa laterale a favore ancora una volta dei neri del Petrarca Padova. E questo inquadrato è Tobe, sicuramente tra i migliori. Ottima stavolta l'iniziativa di Del Pizzo, vicinissimo al vantaggio il Petrarca Padova. Ancora una volta i complimenti sono per Weber. Andiamo a seguire, andiamo a riapprezzare e vedete, Pressionante. aiutato dal palo Weber riesce a salvare ancora i suoi. Ma la mano sinistra è stata fondamentale, grandissima parata di Weber. Cosa significa il portiere nel calcio a 5? Ci sta spiegando stasera Weber. Chiama lo schema numero 1.
Eccolo Weber, in avanti, pallone per Fusari, richiede un fallo, non visto, però il contatto, o almeno secondo il direttore di gara, non è un contatto da punizione. Con una situazione falli dopo 4 minuti che ci dice 0 falli commessi dal Petrarca fin qui, 1 dalla CMB Grassano. Sì, i suoi falli è tranquillissima per tutte Non è e come due il primo squadre. tempo, diciamo, ecco, non è quello che abbiamo visto nel Sono corso del passati appena 4 minuti, per cui certamente, c'è tempo per peggiorare la situazione. però era stato troppo, diciamo, troppo irruento il Petrarca in più di una circostanza, sfiorando, cioè rischiando addirittura di subire il sesto fallo. Intanto proprio Petrarca Padova che prova ad arrivare in zona tiro, ce la fa con Cividini, colpo di testa sfiorato da parte del numero 3, riparte con la sua velocità Fusari, toccato fallosamente e arriva subito l'ammonizione per Del Pizzo. E posso dire a questo punto di un arbitraggio che ci sta piacendo, quello del signor Daniele Di Resta della sezione di Roma. Sì, perfetta questa cosa, ma sa benissimo Del Pizzo che ha commesso fallo qui a campo aperto. Fusari è devastante, aveva spostato il pallone, aveva trovato un varco incredibile, ancora una volta però Weber sugli scudi qui su Cividini che ha chiuso, ha fatto la croce e è riuscito a respingere. Fusari chiama il pallone, Vega va invece da Tobe, ancora Fusari su tutto largo a sinistra, eccolo che riceve, subito attaccato però non può innescare i suoi. Dall'altra parte c'è Caruso che prova a scaricare ancora verso il numero 7, la velocità di Fusari, poi un tentativo di assist e l'uscita definitiva di Moretti a salvare. Ancora lo stesso Moretti bravo su Caruso. Brava di conquistare la porta, era difficilissimo perché è velocissimo Fusari. Poi Cividini lotta incredibilmente su tutti i palloni. Sì, dal punto di vista fisico Cividini si fa rispettare, avremmo detto in altre circostanze. Davvero molto potente, giocatore potente che sa addomesticare ogni pallone. Vega per Caruso, si torna per vie centrali e poi l'errore da parte di Fusari che dà indicazione al compagno, cioè chiamamela, cerchiamo di non sbagliare in queste circostanze, anche perché erano molto vicini alla porta avversaria. Del Pizzo, subito l'attacco su di lui, Fusari, Tobe, ancora Fusari, all'1 contro 1, Fusari le sue finte, Vega, Tobe, non rischia il CMB, attenzione a Vega che non si avvede del passaggio del compagno, però lo stesso Vega guadagna metri sulla sinistra, attenzione a Vega, il colpo sotto e avete visto come ha eluso l'intervento del portiere avversario per il vantaggio del CMB Grassano, che tra poco potremo andare a rivedere al replay grazie alla nostra Edi Saia. Un vantaggio che arriva così, con Vega che guadagna metri sulla sinistra delle sue finte, poi palla sotto le gambe del portiere avversario. CMB Grassano 1, Petrarca Padova 0. Sì, qui morbidi, troppo morbidi Cividini e Dudu Costa nella fase difensiva. Qui sulla fascia è passato Vega con tanta esperienza e poi con l'esterno destro sotto le gambe di Moretti che non ha potuto far nulla. Il vantaggio del CMB Grassano forse in un momento inatteso. E adesso vedremo la reazione del Petrarca Padova che deve assolutamente fare gioco, anche perché fin qui in campionato ha solo 3 punti, una vittoria e 4 sconfitte, che sarebbero con quella di stasera in caso non dovessero recuperare. Quindi Petrarca Padova chiamato a fare la partita da giocare oltre 13 minuti, cioè tutto il tempo. Tobe, Sanchez, pallone finito fuori, lo chiama anche Jorge Alba. Tanto Dudu Costa riceve le indicazioni del suo allenatore Luca Giampaolo, che sta chiedendo maggiore velocità e attenzione. Non passa perché c'è il fallo di Caruso, l'ammonizione del numero 9 e quindi la punizione a favore del Petrarca Padova con Dudu Costa che sta cedendo l'incombenza a
Vitale. È corretta secondo me anche questa decisione da parte di Di Resta, il fallo di mano era volontario. Caruso sosteneva di averla attaccata al corpo, ma non mi sembrava. Seguiamo Vitale all'indietro. Dudu Costa. Rever Cortés. Non passa l'uomo, attenzione a Zancanaro. Ottima opportunità nuovamente per il CMB Grassano. Qui Fusari chiedeva palla centralmente, non arriva il pallone per lui. C'è invece il contropiede veloce da parte del Petrarca Padova. Seguiamo Dudu Costa. Toccato, ma non c'è fallo. E quindi la rimessa laterale a favore del CMB Grassano con Fusari. Qua dovevano puntare perché Zancanaro è già ammonito se non sbaglio, per cui poteva essere un'occasione per fargli commettere un altro fallo, invece hanno rallentato la giocata. Zancanaro guadagna un'altra rimessa laterale mentre sta rientrando sul parquet anche Urio in casa Petrarca Padova. La velocità di Fusari che sta parlando adesso con Weber, avrebbe voluto un'altra soluzione dal suo portiere, ovvero un pallone più esterno. Pallone adesso messo fuori invece da Zancanaro, che non fa giocare gli avversari. E il capitano del CMB Grassano dà indicazioni di copertura a Sanchez e Fusari. Ottimo il lavoro di Sanchez, porta via letteralmente il pallone a Jorge Alba. Qui comincia a pesare Si asciuga il sudore intanto Weber, il sempre attento. numero di giocatori che hanno visto campo, perché il roster del CMB è sicuramente più ampio, oltre che forse anche più tecnico. Weber Ha tentato anche ha provato a centrare gli operatori televisivi. Pallone fuori, la rimessa laterale a favore del Petrarca Padova, sta arrivando in zona del Pizzo. Si rimane sull'1-0, ma Petrarca Padova che come reazione ha fatto poco in questi minuti, deve certamente, come vuole il suo allenatore, velocizzare. Credo che a breve vedremo magari anche un time out. Sì, probabilmente negli ultimi minuti, se il risultato continuasse ad essere questo, probabilmente vedremo anche un portiere di movimento. È probabile. Weber addirittura di esterno destro va a innescare Caruso, che poi ha ceduto all'indietro. Si va da Zancanaro, ottimo il pallone in avanti, e qui però lezioso il passaggio all'indirizzo di Fusari. È ripartito così il Petrarca Padova, va alla conclusione addirittura del Pizzo, una conclusione che difficilmente avrebbe potuto produrre un risultato, tanto per la distanza e poi anche perché era letteralmente chiuso almeno da uno se non due avversari. Ancora circolazione di palla a favore del Petrarca Padova, ancora una volta Fusari attento a mettere il pallone fuori. È molto attenta la difesa del CMB, non concede praticamente nulla. Però possiamo dire anche di un risultato, almeno fin qui, un po' anomalo per quello che ci ha fatto vedere quest'anno il CMB Grassano, che ricordiamolo è il miglior attacco fin qui della Serie A con 26 reti all'attivo, e quest'oggi invece dopo un tempo e mezzo si trova sull'1-0 con il Petrarca Padova fuori casa però a Este. Ma è una partita difficile, questa è una partita complicata, si sapeva che il Padova è una squadra scorbutica, è difficile da leggere, per cui una vittoria qui sarebbe importantissima per la squadra di Scarpetti. Seguiamo questa iniziativa del Petrarca sulla sinistra. Ottima l'uscita di Zancanaro che elude l'intervento di Rever Cortés. Weber, sicuro, pallone profondo, troppo. L'uscita, il colpo di testa a liberare di Moretti. Rientra intanto Cividini nel Petrarca Padova con la maglia numero 3. C'è Lignares per il CMB Grassano che prova ad andare a coprire la posizione di pivot. Ma adesso sta giocando senza pivot, gioca il 4-0, probabilmente forse anche perché non vuole rischiare Fizonan in quanto già ammonito. Vega, Zancanaro, Sanchez. Riparte Moretti. Jorge Alba, le sue finte. Ha saltato Sanchez. Sanchez che rinviene.
ma la rimessa sarà del Petrarca Padova. Qui molto bravo nella finta e nel dribbling, poi però deve mettere il corpo davanti, invece lascia libera la vista del pallone. Rientra anche Dudu Costa, il capitano, maglia numero 4. Pallone profondo, seguiamo Civitini, lo protegge, arriva alla conclusione, ottima marcatura di Zancanaro. Poi c'è un fallo gratuito, lo definisco così, quello di Sanchez. Quindi punizione a favore del Petrarca Padova. E aggiorniamo anche la situazione fallo. Sì, terzo fallo per il Petrarca, manca mezzo tempo ancora. Insomma, non è una situazione bellissima. Questo è un fallo gratuito. Sì, un fallo diciamo che avrebbe dovuto evitare un giocatore così esperto. Sì, lì è il temporeggiamento, lo stesso errore un po' di Vizonan prima. L'uomo spalle alla porta, lo devi controllare, devi rallentare. Ecco la giornata, la situazione falli, 3 quelli del CMB Grassano fin qui, 1 solo per il Petrarca Padova, situazione che sta diventando più o meno l'opposto del primo tempo. Tanto palla in avanti, attenzione a Lignares, visto il fallo su di lui commesso da Urio, mentre si prepara Vitale, maglia numero 12, a rientrare sul parquet per il Petrarca Padova. Sanchez Parlotta con Capitan Zancanaro, vedremo che tipo di soluzione adotteranno in questa circostanza i giocatori del CMB Grassano. C'è una finta, poi un pallone centrale, Lignares non riesce a mantenere il possesso, arriva invece a una conclusione da parte di Zancanaro, parata in angolo. Si tocca al ginocchio sinistro, se ho visto bene Lignares, perché nel corso dell'azione precedente è stato toccato alle spalle. Queste sono sempre situazioni, vedete? Sono sempre situazioni pericolose per le articolazioni. Intanto i risultati però degli altri anticipi: Latina Came Dosson 3-3, Arzignano 3, Real Rieti 6, Genova 1, Feldieboli 3. Partite che non sono finite, sono parziali. Stiamo vedendo intanto i sanitari sul terreno di gioco per Lignares. Lignares si dispera, stiamo rivedendo ancora il fallo su di lui. Vedete che un movimento innaturale, si tocca al ginocchio sinistro e non solo, speriamo nulla di grave. Si rialza Lignares, ma fa gesto che probabilmente lascerà, anzi sicuramente sta lasciando il terreno di gioco piuttosto preoccupato, e sta rientrando ancora con la maglia numero 11 Vizonan. Sportivissimo il pubblico che ha È arrivato l'applauso per il giocatore infortunato, sì. E questo ci fa piacere sempre sottolinearlo. Massimo fair play anche qui al Palaestre. Vega intanto, angolo da sinistra. Non ha usufruito al meglio, possiamo dire così, per usare un eufemismo di questo calcio piazzato, il CMB Grassano. Eh sì, perché ha difeso benissimo il Petrarca Padova e alla fine hanno perso troppo tempo nella battuta. Prova a salire il Petrarca, subito però fermato, subito condizionato da un pressing alto da parte del CMB Grassano, che riparte da Weber. Qui Dudu Costa ha tentato, L'uscita su Vega che provava a farsi vedere largo a sinistra. ha tentato una giocata impossibile, col colpo di testa era solo, poteva mettere giù il pallone. Del Pizzo, Rever Cortés, Dudu Costa rimane basso, Rever Cortés fa da solo, fermato da Zancanaro che guadagna anche la rimessa laterale. C'è una timida protesta da parte del numero 21 del Petrarca. Ma sta facendo una partita strepitosa Zancanaro dal punto di vista difensivo, non ha sbagliato nulla fino a questo momento. E ricordiamo anche quel bellissimo palo sul calcio piazzato. Weber non riesce a mantenere il pallone in possesso del CMB Grassano, rientra intanto ancora una volta Jorge Alba, gli ha dato un po' di fiato Vitale che lascia il parquet. Sì, però abbiamo visto proprio l'utilizzo del roster è completamente diverso tra le due squadre. Sì, diciamo che ha una panchina più corta senz'altro per il Capallo. E hanno ruotato in 6 mi sembra. Ho detto il fatto che De non possa giocare è molto importante. Attenzione, Seguiamo Rever Cortés, Dudu Costa si lamenta, pallone che poi alla fine arriva
a Jorge Alba e c'è una sorta di palo esterno colpito dal numero 7. Gli applausi del Pala Est che provano a rincuorare i beniamini di casa ancora vicini al pareggio. Qui rivediamo la conclusione del numero 7 di casa. Tobe. Qui si lamenta ancora una volta, Visonen avrebbe voluto magari un fallo da Del Pizzo e magari addirittura un'ammonizione per un possibile fallo di mano. È sembrato un po' pieno, spalla piena, non Sì, è sembrato fallo di mano. Ricordiamolo che Visonen però è ammonito, è stato ammonito proprio per simulazione. Visonen proprio a terra, riparte il Petrarca Padova, lo fa con Dudu Costa, palla su da sinistra, Galba, le sue finte, cerca di andare via Tobe, è uscito Weber e poi guadagnano i Patavini questa rimessa laterale da sinistra. Quarto fallo nel frattempo del CMB. Situazione falli che si comincia a fare determinante. Ci spera almeno il Petrarca Padova perché sono 4 i falli del CMB Gressano. Sanchez, palla sul sinistro, Sanchez, guadagna metri, conclusione e non ha seguito l'azione Vizonan che doveva essere più profondo per andare a una conclusione, un tapino. No, invece secondo me aveva fatto la scelta giusta, era andato dietro per liberarsi, per non cercare il secondo palo che sarebbe stato chiuso dal difensore, non ha visto proprio letteralmente, ha visto la porta, Sanchez ha calciato. Ma Sanchez ha fatto bene, il compagno probabilmente l'avrebbe dovuto accompagnare meglio. Comunque Weber torna sulla destra per Tobe, Vizonan 1 contro 1, palla all'indietro, Tobe centralmente, Lignares, seguiamolo, subito a cercare il neoentrato Mestaino con la maglia numero 24 per la prima volta sul parquet. Poi arriva questa ottima conclusione per il pareggio del Petrarca Padova con Del Pizzo, un pareggio che viene festeggiato da tutto il Pala Est. Petrarca Padova 1, CMB Grassano 1. E qui bravo, si è accentrato, però non c'è nessuno sulla linea di tiro, nessuno che esce, arriva ai 10 metri e poi lui c'ha un sinistro formidabile, guarda qua, tutti scappano indietro e qua la fiondata non può far nulla qui Weber, guarda tutti dietro, scappano tutti e nessuno esce. 1-1, quindi si riparte da un risultato che praticamente ci dà la possibilità di vedere entrambe le squadre attive alla ricerca del vantaggio nel corso degli ultimi 7 minuti e mezzo. Sono sicuro che proveranno a superarsi fino alla fine. Sì, attenzione perché adesso la situazione falli è importantissima. Adesso certo pende a favore dei padroni di casa del Petrarca. 4 falli CMB, 2 soli Petrarca Padova. Tobe, ottimo lavoro. Lignares, Caruso, Tobe, ancora ci prova lui e poi dà anche indicazioni ai compagni. È già ripartito il Petrarca Padova, attenzione a Cividini, palla sul sinistro, Cividini sinistro, punto murato da Restaino. E qui è entrato adesso Restaino, subito ha fatto una grande azione difensiva perché reggere contro Cividini non è per niente semplice, ma ha trovato forza e coraggio il Padova da questo gol del pareggio. Petrarca Padova ancora in attacco. Dudu Costa, Jorge Alba, profondità, Cividini contro Tobe, Cividini protegge, prova a portare il pallone sul sinistro, le sue finte, poi visto un fallo, il quinto fallo con Tobe che si infuria e rientra Zancanaro, il capitano. Allora spieghiamo la regola qua. Vai. Adesso allora, se tu appoggi le mani l'arbitro ti chiama e ti dice di metterle giù, se le riappoggi fischia punizione. Qui mi sembra che più di una volta Tobe abbia appoggiato, Ha abusato un po' troppo, sì. In effetti a livello internazionale non c'è questi fischi, però qui la regola è questa: la prima volta l'arbitro dice giù le mani e la seconda che le appoggi ti fischia punizione tutto. Anche se Tobe ha protestato a lungo e continua, come vedete, a protestare. Attenzione, 6,55 5 falli. E c'è una situazione diciamo simile ma contraria, diciamo nel primo tempo era una situazione che penalizzava molto il Petrarca con 5 falli a 6-7 minuti alla fine, adesso è l'opposto perché la situazione sta condizionando il CMB Grassano. Qui abbiamo visto la conclusione di Urio che ha provato a cercare la porta avversaria, non l'ha trovata
Ma Petrarca Padova vuole sicuramente i 3 punti stasera. Ma io credo che tutte e due le squadre vogliano i 3 punti. Qui non c'è nessuno a chiudere il secondo palo perché la palla è passata proprio facilmente lì. Attenzione, Non arriva Caruso, si riparte da Moretti. Del Pizzo, l'autore dell'1-1, prova a scaricare in avanti. Cividini, Jorge Alba, le sue finte, palla sul destro, se la porta all'indietro. Prosegue l'iniziativa del Petrarca Padova, molto pericoloso adesso, attenzione a Cividini. Prova a fermarlo Tobe, questa volta ci riesce. Tanto rientra ancora Fusari, maglia numero 7 sul parquet, e dall'altra parte si propone Rever Cortés con la 21 del Petrarca Padova. Lignares, Vega, senza più adesso il CMB. Tobe, a domestica, cede a Lignares. Fusari ha guadagnato il centro, è andato alla conclusione, c'è precisione, non potenza, la parata di Moretti. Dudu Costa, Jorge Alba, Curio e ancora Jorge Alba, la rimessa laterale del CMB, rientra ancora una volta sul parquet Vitale, stavolta da un po' d'aria a Jorge Alba che si siede in panchina, mentre Vega cerca i compagni. Ha trovato Lignares, palla sul destro, conclusione, una conclusione sporcata, dovrebbe essere ancora angolo da sinistra. CMB Grassano ancora attivo in fase offensiva, stavolta abbiamo visto questa conclusione deviata. Fuori i giocatori migliori per quello che riguarda il Padova respirano per gli ultimi minuti che saranno determinanti. Andiamo a rivedere la conclusione di Lignares, mentre Fusari ha ceduto ancora a Lignares. Tobe prova a farsi vedere, invece Lignares fa da solo. Ha visto Vega, ottima questa iniziativa del CMB Grassano, e Fusari non trova lo specchio, ma davvero un'azione corale degna di nota. Bellissima, qui Vega, grande intuizione, guarda qua, ecco Vega che vedi ancora una volta forse leggermente piccolo il passaggio con la suola, però ma questa è bellissimo. veramente una bella azione, azione velocissima, rapida, e qui Lignares può andare alla conclusione di destro, mentre il Petrarca prova invece a salire sulla sinistra con Rever Cortés chiuso dallo stesso Lignares che ha fatto gli straordinari. Pronto Del Pizzo in casa Petrarca Padova. Giustamente ha fatto respirare un po' Del Pizzo e Vitale ha fatto il compito suo, quello di far respirare i giocatori più di spessore della squadra. Rever Cortés, Del Pizzo, ancora Rever Cortés centralmente, va a cercare Cividini, anzi era Urio, palla messa fuori, quindi c'è pronto ancora il Petrarca a sfruttare questa nuova opportunità con Dudu Costa, e poi Del Pizzo, Rever Cortés. Poco meno di 5 minuti da giocare al Palaestre. Petrarca Padova e CMB Grassano ferme sull'1-1 in questo anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. I gol di Vega per il vantaggio del CMB Grassano, il pareggio di Del Pizzo per il Petrarca Padova. Tutto nel secondo tempo. Tobe, Lignares costretto a decentrarsi, finisce addirittura fuori il pallone. Del Pizzo, stavolta il Petrarca Padova cede praticamente il possesso palla agli avversari, mentre rientra anche con la maglia numero 3 Cividini. E qui potrebbe essere la chiave della partita, la palla su Cividini. Fusari, Sanchez, Lignares, possesso palla CMB Grassano. Fusari all'1 contro 1 con Cividini,
le sue finte, scarica, Sanchez, conclusione, Murata, ancora Sanchez, rimane in possesso per un attimo perché Jorge Alba poi fa ripartire Petrarca che sale sulla destra, Urio, Jorge Alba, ancora Urio, prova a farsi vedere Cividini, invece c'è Del Pizzo pronto, subito Tobe su di lui, palla centrale, attenzione a Cividini, toccato duro, qui rischia davvero tanto il CMB Grassano, i fischi del Pala Est. La maglia si è allungata, A mio giudizio qui c'era fallo, andiamolo a rivedere. Ecco, questo è Cividini alle prese con Fusari, vedete? A nostro giudizio questo era fallo. L'intensità non si riesce a capire, però certo. A terra Cividini, un colpo fortuito con Tobe. Massimo, vedete il massimo fair play, ci fa piacere sempre vedere queste immagini, due giocatori che si abbracciano. Cividini da una parte maglia numero 3 Petrarca Padova, dall'altra Tobe con la maglia numero 4 del CMB Grassano, mentre i tifosi del Pala Est sono tutti all'applauso. E qui Jorge Alba dice il pallone è mio? E lo sta dicendo a Sanchez. Sanchez che giustamente fa tornare il possesso palla al Petrarca Padova tra gli applausi del Pala Est. Seguiamo questa nuova iniziativa dei neri di casa. Urio, Del Pizzo, Cividini si dispera perché avrebbe voluto un pallone più arretrato per andare a colpire magari dalla leggera distanza gli avversari. Ma l'idea era buona da parte di Del Pizzo perché aveva messo il pallone alle spalle, con un movimento contrario Cividini si poteva liberare. Attenzione, seguiamo Fusari adesso all'1 contro 1 con Urio, c'è la rimessa laterale a favore del CMB Grassano, da giocare meno di 3 minuti, si rimane sull'1-1 con una situazione falli 5 per il CMB Grassano, 2 per il Petrarca Padova. proveranno a mettere il portiere o si prenderanno l'eventuale pareggio? Io credo che il pareggio possa anche star bene a entrambi, adesso vedremo se sarà così. Tanto Lignares, la parata sotto misura Sanchez e c'è Jorge Alba che salva. Tra poco sapremo perché meno di 3 minuti, quindi devono decidere adesso. Zancanaro, Certo, una serie di tiratori c'è in queste due squadre incredibili. seguiamo adesso Lignares con Zancanaro che prova a farsi vedere. Palla nel mezzo, che rischia tanto il Petrarca Padova. Sì, qui ha rischiato forte l'autogol. E Cividini sta parlando col suo allenatore. Seguiamo adesso la battuta volante da parte di Fusari. La rimessa laterale sarà a favore del Petrarca Padova, mentre rientra Rever Cortés, è uscito Cividini che parla con il suo allenatore Luca Giampaolo che gli dà dei consigli, perché gli dice praticamente preparati perché rientrerai quasi subito. Forse negli ultimi 2 minuti o 1 e mezzo, insomma. Certo è il giocatore che dà profondità e lo fa anche bene. Weber, Zancanaro, riparte il CMB. Non c'è fallo su Del Pizzo, secondo il direttore di gara. Del Pizzo che rimane a terra. Le proteste da parte di Giampaolo. Era proprio qui davanti alla nostra postazione. Certo un pochino accentuato, però il fallo ci poteva stare. Sì, sono d'accordo. Zancanaro intanto per Sanchez, lo stesso Zancanaro va sulla destra a cercare il Fusari. Ancora Zancanaro. Zancanaro è molto stanco e lo fa capire. Fusari. Sanchez. Prova a farsi vedere Lignares, ma Sanchez va ancora dal capitano. Le sue finte. Lignares. Ottimo pallone in avanti per Lignares. Lignares che finisce a terra, non c'è fallo, la rimessa del Petrarca Padova.
Ma è bello perché non c'è fallo, ma non c'è neanche protesta. Cioè, secondo me hanno giocato una grande partita anche a livello agonistico, senza protestare, hanno accettato le decisioni arbitrali. Zancanaro a terra. Vediamo Zancanaro a terra e vediamo anche qualche protesta. Quinto fallo? Non è il quinto fallo del Petrarca. Allora è time out. È un time out. Andiamo sulla panchina del Petrarca Padova. Fallo lo giochiamo normale, dopodiché voglio... Siamo sulla panchina del Petrarca Padova, andiamo a sentire. Un destro che reverte, dall'altra parte con Andrea qui, ok? Se la punizione va male, adesso vi organizzate, la barriera fatta bene, ascoltate Diego quello che dice, nessuno si muove, sul passaggio l'uomo jolly, mettete uomo jolly, Jorge è un po' più dinamico degli altri, anzi del Pizzo uomo jolly, gli altri in barriera non si spostano di 1 millimetro, non si spostano di 1 millimetro, la punizione non è delle migliori, in caso di possesso della palla continuiamo a giocare così che stiamo facendo benissimo. E queste erano indicazioni da parte di Luca Giampaolo per i giocatori del Petrarca Padova, evidentemente molto soddisfatto di una squadra che sta dando il massimo. Sì, questa è una posizione pericolosa, attenzione perché con i tiratori che ci sono in campo, mettere bene la barriera è fondamentale. E soprattutto probabilmente mettere la scalata all'uomo del palo, e il jolly lo fa giustamente del Pizzo. Il ruolo del jolly è fondamentale perché deve ballare, e attenzione il cambio qui. Attenzione perché Zancanaro stava uscendo, ma arriva alla conclusione Lignares, diciamo di uno Zancanaro chiamato al cambio in un momento topico, possiamo dire, nel confronto era lui, era stato invece lui, sarebbe stato lui a dover andare alla conclusione in questa circostanza. Qui diciamo non si sono capiti tra allenatore e capitano. Lignares intanto all'indietro, Sanchez ancora Zancanaro. Lignares, 1 minuto da giocare, non si può più sbagliare. Moretti fa ripartire il Petrarca. Del Pizzo, Rever Cortés anticipato da Sanchez in fallo laterale. E non entra Cividini, pensavo avesse tenuto per questo momento definitivo, invece gioca col 4-0, probabilmente quello time out. Un altro time out stavolta, andiamo ad ascoltare le parole dall'altra parte di Fausto Scarpitti, l'allenatore del CMB Grassano. Vediamo le giocate. Allora, adesso entra Vega per Zancanaro, si mette qua centrale, top esterno, di nuovo Sanchez, Fusari, Lignares sotto. Ricordiamoci, Sì, tranquillo. Se fanno loro la giocata ci mettiamo 1-2-1, quindi Tobbe togliti la cosa, entri in campo. Ok, togliti la maglia, entri in campo. Sotto Vega, Zancanaro, Tobbe, qua davanti si mette Lignares. Ragazzi, dobbiamo stare attenti alle entrate. Abbiamo detto entra con l'opposto dentro, oppure questo scarica, gira sotto e viene a calciare. Sono le 2 giocate. Chiaro, copriamo le linee di passaggio. Allora Scarpitti stava preparando il suo portiere in movimento, che invece poi giustamente ha preparato anche la sorpresa avversaria, però non mi sembra per il momento che entri il portiere in movimento per il Padova che probabilmente... Ma io penso che questo risultato sia importante per entrambe le formazioni, poi sicuramente vorrebbero magari anche di più entrambe un successo, però dobbiamo anche dire di un incontro fondamentalmente fin qui equilibrato. Poi certo la partita è ancora lunga, 58 secondi sono un'eternità. Andiamo da Moretti, Jorge Alba, e qui scivola Dudu Costa, che aveva chiamato poco fa, però l'intervento del direttore di gara per dire che sul parquet
insomma c'era della umidità, se definiamola così. Tobe adesso invece parla col suo allenatore perché vediamo il portiere di movimento in casa CMB Grassano e sarà Sanchez. Due mancini sul lato destro che sono Sanchez e Zancanaro, Vega che è il giocatore che gestisce il pallone e da questa parte due destri che sono Lignares e Tobe. Vediamo la difesa. Rischia il tutto, proprio tutto adesso in queste fasi finali con Fausto Scarpitti, il CMB Grassano. Sanchez, Lignares, Vega. Vediamo come usufruiranno di questo uomo in più, di questo portiere di movimento. Sanchez, Vega. Non rischiano. Lignares, Tobe, Vega, Sanchez. Lenta. Ma non rischiano, non vogliono rischiare di prendere il contropiede. Sanchez, Zancanaro. Gestiscono, stanno gestendo. Non vogliono perdere il possesso. Lignares. E qui però sbaglia Lignares. Non si intende con Tobe e allora pallone molto profondo. L'uscita da parte di Sanchez. Attenzione perché è rimasto a terra Rever Cortés. Mentre Weber torna tra i pali. Andiamo a rivedere questa azione. 5 secondi da giocare. Ringraziamo Edi Saia in regia. Vediamola. L'uscita, chiamiamola così, di Sanchez Che non prende la palla però. non prende la palla. Sanchez stesso che poi dà qualche indicazione, è uscito dentro Weber. Non c'è fallo secondo il direttore di gara. 4 secondi. Possesso palla CMB Grassano. Tutti in avanti. Tobe chiama in avanti tutta la squadra. No, ma credo ormai sia difficile. Lignares prova a farsi vedere anche Zancanaro. Tutti i bassi li vuole invece dall'altra parte Luca Giampaolo a protezione del pareggio. Weber 1-1 a Pala Este, termina così il confronto tra Petrarca Padova e CMB Grassano. Era l'anticipo della quinta giornata di Serie A del campionato di calcio A5. Io ringrazio in regia Edi Saia, ringrazio Massimo Ronconi e con questo da Lucio Micheli dal Pala Este della provincia di Padova è davvero tutto. Linea al canale, linea quindi rimanete sempre su Rai Sport. Una buona serata.